Il primo disegno quando era molto piccolo, schizzi colorati su un foglio di carta A4, adesso che è diventato un signorino, come dice lui, Thomas Prearo è un artista completo che si destreggia con varie tecniche dall'acquerello all'acrilico passando per la tempera. Thomas ha 36 anni, vive a Galzignano, ma la sua arte così onirica e colorata è arrivata fino a Betlemme, dove è cittadino onorario. Alcuni dei suoi quadri infatti sono appesi nell'ospedale pediatrico della città israeliana. Col prossimo giro ci andrò anche hanno chiesto anche di me i bambini e saranno cresciuti adesso. Le doti artistiche di Thomas sono state notate fin da subito dai suoi insegnanti che lo hanno spronato, ha fatto il liceo artistico, molto impegno ed dedizione che lo hanno portato ad esporre in Italia e all'estero. Tra i suoi estimatori anche il critico Vittorio Sgarbi. Thomas trova ispirazione da quello che osserva e anche dal mondo delle favole. È uno dei quadri che mi piace di più perché sono appassionato dei film di fantascienza, d'avventura e d'amore. Tra le sue passioni anche quella dei dolci e al suo mito chef Cannavacciuolo ha dedicato un quadro. Ha fatto un dolce simile, no? Come ha fatto? Ha preso una meringa proprio sottile e dopo sopra ci ha spruzzato un po' di colore oro. Così io non avevo l'oro, comunque ho fatto tocco giallo e dopo con il stuzzicadente ho visto proprio anche che lì che lo faceva lui, faceva tutti i rigori. Alcune delle opere di Thomas in questo periodo sono esposte nello studio medico di una dottoressa, Alessandra Melis, che sta portando avanti un percorso di assistenza unico nei confronti dei disabili e ha voluto esporre i suoi quadri per allietare i piccoli pazienti che quotidianamente passano per il suo studio di via Nazareth a Padova.